Nella successiva abbiamo il cadmio, altro elemento molto tossico, cancerogeno anche, di cui il limite è circa 0,50, 5 mg per metro cubo. La zona blu è quella sempre della zona industriale udinese, la nostra rossa va molte volte fuori, quindi abbiamo un cocktail di prodotti veramente micidiali. Il cromo, sul cromo bisogna fare un po' di attenzione. Il cromo è un metallo tossicissimo. Ci sono 3 tipi di cromi: cromo bivalente, trivalente ed esavalente. Qui si tratta di cromo totale. Comunque l'esavalente è il più tossico, il più pericoloso ed è responsabile del cancro al polmone e della tiroide, quindi il principale responsabile. Qui il limite è 0,5-0,2 stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi andiamo tranquillamente a 0,750, vedete i punti? Tutti questi dati sono del 2006. Nella successiva notiamo il nickel. Anche qui i livelli sono molto, guardate qua, 20 microgrammi per metro cubo, il limite è molto basso. La zona rossa è la nostra, guardate dove si arriva, 500, quasi 600 oltre. Quindi il nickel è un altro metallo tossicissimo che fa parte del cocktail che ci offrono tutti i giorni. Qui abbiamo l'arsenico. Anche qui il limite è molto basso, però sforato moltissime volte fino ad arrivare a 200 microgrammi quando il livello è a livello 6 il minimo, cioè il massimo tollerabile. Nella successiva abbiamo il piombo non dico di più perché tutti sanno che è pericoloso, quindi da 0,5 che era il livello massimo consentito per stare nei limiti di sicurezza, andiamo da 0,8 qui e vari altri punti, ogni tanto scende, però c'è sempre anche lui dentro. Questa è la situazione che vi potrò vedere fino al 2006. Nel 2008 l'ARPA ha fatto tutto il monitoraggio di tutto l'anno e ce l'ha inviato e si possono notare, allora le linee verdi sono quelle della cosiddetta zona COP, dove c'è la centralina. La linea blu è quella che è stata presa come riferimento via Manzoni a Udine per controllare il traffico, cioè le polveri del traffico urbano. Si notano 134 sforamenti in un anno, più chiaramente se il limite in centro città è 35, 134 sta a voi giudicarli. Questa è la situazione del 2009. Qui non prende l'anno completo, ma si ferma al 30 novembre, quindi sono 11 mesi. E in 11 mesi gli sforamenti sono 129. La zona rossa è anche verde, è quella nostra. Quella prima iniziale verde è perché in questo tratto, per circa 3-4 mesi, hanno usato il sistema gravitazionale, gravimetrico cosiddetto. Poi hanno usato il sistema automatico che permette di avere i dati direttamente nelle centraline di controllo che hanno nei laboratori dell'ARPA Udine, quindi sono dati automatici. Qui in questa slide si può notare come gli sforamenti, in questo caso, sono divisi per mese. Qui abbiamo 4 zone: la blu che è quella di Piazzale Osoppo di Udine, la rossa che è quella della via Manzoni di Udine, poi la verde che è la zona di Rivoli di Osoppo, più o meno dove sono le ditte della Pittini, la viola, lo potete vedere voi, arriva fino a questi livelli. Premetto che il limite è 50, qui siamo a 80. Ogni mese la zona di Cividale è sempre fuori, sempre, tutti i mesi, manca dicembre perché non l'hanno mandato. Comunque vuol dire che se in altre zone riescono a contenere con filtri o con qualcosa i livelli, qui addirittura manca del tutto, quindi non c'è neanche da fare un confronto con il resto. Qui invece sono divise gli sforamenti per giorni della settimana.
sempre le tre aree precedenti, Udine, Piazza Rosoppo, il rosso via Manzoni e verde Rivoli Rosoppo. Il lunedì si arriva tranquillamente a superare i 50 microgrammi, il martedì andiamo a 60, mercoledì lo stesso, fino ad arrivare a venerdì, sabato e domenica calano un po' perché ci sono cali di produzione o addirittura la fabbrica chiude, non lo so. Questa è la centralina fissa, che è quella dove l'ARPA rileva i dati sempre. Si vede la zona commerciale adiacente. E queste sono le scorie di cui si parlava prima. Negli ultimi 20 anni di attività si sono accumulate sul piazzale della fonderia a cielo aperto circa 50.000 metri cubi. Questi dati si ricavano dalla progettazione che aveva l'acciaieria predisposta per fare quello stoccaggio di scorie addirittura in comune di Moinacco. Sono scorie di fusione e a tutt'oggi non sono mai state smaltite e costituiscono una discarica abusiva, come da allegata documentazione che vi voglio mostrare. Anche qua c'è questa montagna, è alta 12 metri circa. Questa lettera è una lettera che ha mandato il comune di Cividale e vedete com'è l'oggetto della lettera: discarica abusiva. Qui manda il responsabile dell'ambiente, in questo caso all'acciaieria, poi la manda al sostituto procuratore della Repubblica, alla sezione del Corpo Forestale, alla provincia di Udine, alla direzione regionale dell'ambiente, alla ASL numero 4 del Medio Friuli di Udine. Quindi tutti sanno di queste cose e purtroppo tutti fanno finta di niente. Questa qua è era del 1997, questa è del 99. Comunque abbiamo anche documentazione a firma del sindaco Buga del 2004. Anche questa più o meno stesso, notare il coraggio con il quale si manda una lettera come oggetto: discarica abusiva. Questa è un'altra comunicazione, in questo caso era firmata dal sindaco supplente, l'incaricato è il commissario straordinario Colle, quella volta quando il sindaco non c'era. Anche qui discarica abusiva. Questa è una delle analisi che fanno parte delle scorie di quelle terre nere, quelle montagne che avete visto. Allora, cominciamo col primo valore. C'è un pH, guardate, arrivano a pH 11,04. La scala del pH arriva al massimo a 14. Il 14 è il livello della soda caustica, quella che corrode qualsiasi sostanza organica. Ve lo garantisco io da tecnico agricolo che a pH 11 non vi cresce nessuna pianta. Quindi se dovessero capitare delle radici delle piante, qui si bruciano immediatamente. Andiamo a vedere cosa c'è in questo cocktail. Qua abbiamo del cromo totale, vedete, dove arriva, premetto il tetto da non superare 800. Bene, in queste analisi, guardate, andiamo a 1037, 1586, 809, 892, poi scende un po', ma sono sempre livelli interessanti. Viene messo il cromo esavalente, guardate, andiamo appunto addirittura 8,9 su un totale riconsentito dalla legge regionale, che addirittura è molto generosa, è molto più alta rispetto come valori rispetto ad altre parti. E qui abbiamo il tetto di 15, abbiamo 8,9. Vi dicevo che questo qua è il peggiore di tutti. Questo passa attraverso la cute e attraverso il sangue e va dappertutto. Poi abbiamo nickel, il tetto 500, poi abbiamo 6,64. Poi il piombo basta anche un tracce che è velenoso, chiaramente qui abbiamo 2,46. Poi abbiamo lo zinco su 1500 sfora con 1575.